perché ho messo il caricatore. Siamo in live, sì, Siamo sì. in live, cari amici, vi ho appena ammorbato con 43 minuti di live prima e adesso siamo con la nostra Hildegarda per, Quanti minuti li hai tenuti lì? li ho tenuti 43 minuti per vedere se avevano il fisico. Se avevano il fisico per seguirci, li ho tenuti lì. Allora, Ma poveri. praticamente. Adesso però bisogna vedere, perché la live di ieri che parlavi dei nati di giovedì, l'hanno Sì. già vista in 242 persone, Mm, no? Adesso vediamo se hanno il fisico di superare quelli di venerdì, quelli nati di giovedì. certo, E qui entra in scena la nostra Hildegarda, perché Hildegarda. molti mi hanno schiacciato, chiamato in PVT dicendomi, ma la Hildegarda quando parla per quelli venerdì, domani, oggi è venerdì, E parliamo però, dei nati di venerdì. però ricordiamogli anche che questa sera cosa succede alle 9:30? C'è la mia live sul mio canale YouTube. Sì, sì. Dovrete Esatto. cercare, se ancora non conoscete il mio canale YouTube, semplicemente su YouTube Hilde Garda e troverete appunto il mio canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi perché così potrete commentare nella diretta e fare la vostra domanda. È Gratuita, gratuita, chiaramente. certo, sì. Certamente, ecco, bene, no, era solo per dire. Allora, quelli nati di venerdì, cosa gli succede, Hilde? Dimmi un po' tutto, va. Ma intanto è chiaro già dal nome che il loro influsso appartiene, cioè l'influsso che ricevono questi nati appartiene ovviamente alla sfera planetaria, al dominatore planetario Venere. Dimmi. Scusa che un attimino perché c'è Carmen che ci dà il buongiorno e anche la Sara, eh? La Sara è Ah, sempre ecco. presente, ecco, quindi grazie Buongiorno, signore, buongiorno grazie Carmen entrambe. di essere Grazie. nel diario, cioè nel diario sì, del Marietto Veneziano con il Decad che oggi ci parlerà del giorno di quelli nati di venerdì. Scusa, Di puoi pure venerdì. riprendere. Ma sì, ma molto rapidamente perché chiaramente ci sarebbe tantissimo da dire. Io queste cose comunque le insegno privatamente, dunque diciamo che diamo un assaggio ai nostri amici tanto per farsi un'idea anche di come nascere in un determinato giorno influenzi effettivamente alcuni aspetti del nostro carattere in modo anche predominante in certe circostanze. E dunque non si guardano solo da un punto di vista dell'astrologia moderna, la posizione del Sole, la posizione della Luna, i vari pianeti, insomma i luminari e i vari pianeti, le case e i segni che occupano, gli aspetti che formano, l'ascendente, eccetera, ma è possibile anche valutare il tipo di influenze che riceviamo in base al giorno settimanale in cui nasciamo. Dunque, detta questa piccola premessa, ehm, il venerdì cosa porta? Cosa porta Venere? Venere porta armonia, bellezza, è un messaggero di pace, porta anche la capacità di godimento che non è così scontata perché comunque non necessariamente tutti riusciamo a godere appieno delle gioie o delle cose che la vita ci dona. Dunque è chiaramente una cosa interessante, direi. In effetti Venere è chiamata Fortuna Minor, dunque già questo ci fa capire come comunque questi influssi per questi nati saranno benigni. A sua volta possiamo ragionare anche su quali sono le costellazioni o anche i segni appartenenti a Venere, cioè quelli su cui ha maggiore influsso Venere, e sono Toro e Bilancia. Dunque possiamo capire come ovviamente indirettamente nascere di venerdì porta qualche valore di queste costellazioni. Dunque il piacere per la cucina, per la tavola, da un punto di vista artistico può indicare appunto anche l'amore per il canto, la poesia, ma anche le forme teatrali, lo spettacolo, insomma, rende veramente predisposti a occuparsi e lavorare in tutto quello che è il settore della bellezza e dell'armonia. Mentre da una parte abbiamo Toro che vive questa bellezza e questa armonia più collegata alla natura, perché comunque ehm,
parla appunto di alimentazione, parla di il piacere proprio che ci proviene anche dal stare al contatto con la natura, con la poesia, col canto. Ecco, l'influsso di Toro e dunque di Venere porta amore anche per il canto. E invece gli aspetti più bilancini, dunque la Venere che si esprime attraverso la costellazione Bilancia è una Venere che ama più l'armonia delle forme, della bellezza, dunque è facile che se dovesse prevalere questo influsso, questa persona può manifestare amore per esempio tutte le questioni di estetica, occuparsi di moda, di bellezza anche proprio come parrucchiera, estetista e cose del genere. Dunque diciamo che l'interesse proprio per tutto quello che è il bello, anche l'arredamento, ecco, questa è una cosa che mette al centro entrambe gli influssi costellativi di Toro e di Bilancia, perché Toro ama la casa, gli immobili, i valori tradizionali, e Bilancia proprio tutto quello che è armonioso, bello, dunque l'abbellimento della casa. Saranno sicuramente bravi nel rendere belle le abitazioni o nel consigliare, ecco, sono persone molto equilibrate e ricercate dalle persone. Una loro caratteristica particolare è che comunque hanno questo fascino, questo carisma molto importante e che li rende sicuramente più attraenti agli occhi degli altri. Bene, detto questo, non mi addentrerei ulteriormente, come dicevo, altre cose, altri aspetti vengono insegnati privatamente, ma comunque abbiamo sicuramente di fronte persone molto armoniose, molto predisposte al contatto con gli altri. Una caratteristica o un suggerimento che possiamo dare collegato a questo giorno, ieri parlavamo di come per influenzare benignamente alcune circostanze possiamo applicare o usare i colori che appartengono a Giove, in modo da chiamarlo in causa indirettamente in momenti importanti, no? Come per esempio i colloqui di lavoro, eccetera. Questo l'abbiamo detto ieri nella condivisione, nella pillola di ieri. Oggi possiamo dire, per esempio, che se abbiamo bisogno di predisporre l'animo dell'altro benignamente nei nostri confronti, potremmo per esempio indossare il colore verde che appartiene all'influsso di Venere, l'influsso planetario di Venere, o per esempio, certo, è un colore un po' particolare che non tutti riescono a portare serenamente o bene, eppure è un colore bellissimo. Se ne pensiamo alla gamma cromatica e allo spettro dei colori, il verde è esattamente al centro, dunque è come se fosse nel raggio delle emanazioni, il verde è all'apice di una curva, no? Immaginiamo uno spettro cromatico inviato appunto dalla scissione di una luce primordiale bianca, cioè dunque incolore, che separata da un prisma forma appunto una parabola al cui centro, nel vertice massimo, c'è il verde. Dunque, e tra l'altro, se noi guardiamo il mondo intorno a noi, vediamo quanto verde è presente. È vero che la Terra è il pianeta blu, perché comunque c'è tantissima acqua, però la commissione del blu del mare, dell'acqua, che comunque riflette i colori del cielo, e la luce calda del sole, che idealmente è gialla, forma questo raggio verde. Dunque il verde è molto importante per l'equilibrio, non per niente associato al chakra del cuore. Allora, ogni volta che abbiamo necessità di tornare in equilibrio, andiamo in mezzo alla natura, e ogni volta che abbiamo necessità di affrontare una circostanza, una situazione in maniera equilibrata, indosseremo qualcosa di verde. Oppure, nei casi in cui mi hanno suonato alla porta, giusto appunto adesso, ci mancava la consegna, arrivo. Tranquilli ragazzi, tranquilli, non è un extraterrestre, non è una fatina, roba del genere. No, allora, quindi vai pure verde,
Fai così, vai avanti tu che vado a ritirare. Allora, io lascio la parola, sì, fai in fretta, però io perché già li ho ottenuti 43 minuti prima, miei Arrivo amici. subito, però Sì, non me lo sì, devo fare scappare, arrivo. certo, certo. Capite? Questi sono i problemi delle dirette, che noi le facciamo genuine, insomma, il venerdì, insomma, l'avete capito. Poi bisogna dire un'altra cosa. Quando si fanno delle operazioni magiche, quando uno è nato di venerdì, è come se fossero schermati da questa protezione che praticamente gli fa rimbalzare indietro le cose, chiaramente se la cosa è negativa. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando si va a operare con questi soggetti, se non si disinnesca con dei riti o con la radionica queste protezioni, molto probabilmente tutto quello che gli si fa contro praticamente può in un certo senso rimbalzare indietro. Questa è una chicca che vi dice il vostro Marietto veneziano. Sì, Perché bravo, da chi l'hai sentita? Beh, me l'ha raccontata la Hilde, no? Però sapete che il Marietto veneziano è di primo pelo. Dai Hilde, vai avanti tu perché... Allora, dicevamo appunto come propiziare certi momenti, ripeto che per riportarsi in equilibrio il verde è molto importante, anche in radionica e in radiestesia sappiamo che in certe circostanze viene emanato per esempio il raggio verde negativo, dunque ha un influsso molto importante il verde sull'equilibrio psicofisico, dunque tenetelo in grande considerazione, nonostante, ripeto, non sempre sia un colore molto amato a proposito di Venere dal settore della moda, però effettivamente ha un grande potere sul nostro animo ed è strettamente collegato al chakra del cuore. Comunque sempre al chakra del cuore è associato anche il rosa. Perché vi dico questo? Perché alternativamente, soprattutto per esempio quando abbiamo un incontro con i genitori del nostro fidanzato, faccio un esempio, e vogliamo fare bella figura, vogliamo che l'altra persona o i genitori ci ritengano una persona, per esempio, affidabile, dolce, cioè se vogliamo dare un messaggio di un certo tipo e addolcirli verso di noi può essere interessante indossare il rosa o il verde, perché sono associati appunto al plesso cardiaco, al centro, al chakra del cuore. Bene, detto questo, Scusa, io ho detto scusa Hilde, stai dicendo che sono come un'aspirina? Che cosa? Il verde, il chakra del cuore, tipo una casa. Il verde ha un effetto balsamico sull'animo e sullo spirito immenso, proprio perché è un punto di equilibrio. Dunque è come se fosse un punto di equilibrio fra cielo e terra, diciamo così. Nella gamma cromatica ho spiegato che si trova esattamente al centro, dunque è un qualcosa che ci porta immediatamente in una specie di equilibrio. Dunque ogni volta che sentiamo che abbiamo perso il nostro centro possiamo ricorrere all'uso del verde. Oppure alternativamente, è chiaro che se è possibile farsi una bella passeggiata come sta facendo il Marietto adesso in mezzo a tutto quel verde, fatela, perché respirare anche l'ossigeno rilasciato dalla vegetazione, caricarsi di magnetismo solare è sicuramente la scelta vincente, non come me che sono chiusa tra quattro mura. Hilde, non preoccuparti che questo ossigeno lo prendo anche per te, non preoccuparti, sono un altruista. La comunicazione dei vasi. Non preoccupare che questo verde alle mie spalle lo prendo anche per te, va. Guarda che sai che sono un altruista e anche per quelli che ci seguono, perché quando lo vedono questo verde gli entra. Poi la scritta sotto, vedi? Vedo che hai scelto un banner verde, bravo. Io, col tuo numero di telefono, eventualmente che è verde, che gli mette a posto anche il cuore. Quando guarda il tuo numero di telefono, sento le vibrazioni per il tuo cuore, cioè non nel tuo cuore, ma voglio dire, si sentono più tranquilli anche a telefonare. Certo, è un colore che immediatamente porta di nuovo serenità.
Ma sai, Ilde, scusa un attimino, adesso, prima mi sono messo un po' a parlare di questi LIM, di questi licantropi, tu Ah cosa ne sì? pensi? Sì, sì, così l'ho buttata lì così, no? Un racconto a fantasia del Marietto. Sai, tante volte mi sono chiesta, chissà quanti ne ho incontrati senza saperlo, però certo, sono figure affascinanti come tutto quello che è diverso, almeno per chi ama appunto ehm, scoprire nuove realtà, mettersi in contatto con con cose proprio nuove che possono stimolare nuovi apprendimenti, nuove comprensioni, nuovi livelli di coscienza. Dunque, certo, pensare che esistano esseri, perché definirli persone appunto per loro è sicuramente restrittivo, da una parte affascina, dall'altra inquieta, perché sono praticamente, oserei dire, quasi invincibili. Dunque, diciamo che è una situazione un po' così. Esiste di tutto, dunque, che dire, Marietto? No, niente, vabbè, comunque ti ho Tu, parlato io per 43 minuti prima, appunto, tu ma ne hai era solo. avuto esperienza diretta e diciamo che puoi E ben non ho dire. ancora, e non ho ancora raccontato niente, ho dato solo alcuni spunti, ci ho messo 43 minuti perché se no, insomma, erano parti integranti della mia vita, li vedevo tutti i giorni, quindi la cosa diventava spessa. Però ho dato dei piccoli spunti di fantasia perché l'ho detto che non era vero niente, Fantasia, però sì, sì. tanto fantasia, tanto no, perché se no mi trovo le forze dell'ordine domani che mi bussano al campanello, capite? Cioè, Beh, o un il TSO, TSO subito. oppure mi danno un TSO secco. Sì, Comunque, sì, quella sì. della favola ci sono queste figure che veleggiano nella vita delle persone che ignare, penso che siano extraterrestri o maghi o ma sono liberi. Era solo per questo. Comunque, grazie per questa bellissima esposizione del venerdì e domani avremo Il sabato, se il tanto mi dà sabato. tanto, Domani è domani sabato e c'è parleremo già di... gente che freme per la domenica. Sì, sì, ho letto qualche commento, certo ci arriviamo, una alla Cioè, volta facciamo tutti i giorni della settimana, è una della cosa settimana. carina comunque da sapere e da considerare anche quando si pensa alle persone, si potrebbe guardare anche questo aspetto effettivamente. Sì, è vero, è importante questo, perché cioè non me ne sono mai accorto fin quando tu non mi hai spiegato tu praticamente per certi lavori di magia, in cui tu chiaramente sei bravissima, e mi hai spiegato bene la storia del venerdì. Grazie Ile, Certo, grazie, io ringrazio te per avermi permesso di parlare, comunque apro velocemente una riflessione senza addentrarmi più di tanto, ma il fatto di conoscere il giorno di nascita della persona, oltre a parlarci da un punto di vista caratteriale, ci spiega anche, per chi ne sa qualcosa, qual è il suo momento di massima debolezza, cosa più esposto, anche in termini di tempistiche, cioè se dobbiamo intervenire su una persona a livello radionico, radiestesico, ma anche occulto, sapere quando è più ricettivo ovviamente facilita non poco l'opera di intervento. Dunque anche questo aspetto può essere piuttosto interessante da tenere in considerazione. Un'altra cosa che esatto. si valuta sono appunto i dominatori planetari più forti per questa persona, che non sono soltanto riconducibili al giorno settimanale di nascita, ma anche proprio alla data in sé. E con un calcolo gematrico è chiaro che per quanto riguarda il pendolino in un attimo dà la risposta, senza star lì a trasullarsi delle mezz'ore con numeri, date, cose, cioè diciamo che il pendolino è diretto, ti dice di intervenire quel giorno e quel giorno sia, nel senso che ti dà già la risposta senza dover fare dei calcoli, ma altrimenti è possibile calcolare il momento migliore per intervenire su una persona tenendo conto anche della data di nascita non solo di lui, ma dei genitori anche. Pensate un po' quante cose si possono fare con la numerologia e anche con le conoscenze occulte. Detto questo, Marietto, chiudo questa parentesi
No, 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 continua pure perché è sempre un piacere ascoltarti, perché poi so che i nostri amici che ti seguono, cioè pensa che la pillola di ieri 242 persone l'hanno divorata, che poi Ma era che stata messa piacere. nel posto sbagliato, eh. Quindi figurati se fosse stata messa nel posto giusto, ma praticamente è un grandissimo riscontro, la gente gli piace il Degade, ma soprattutto piace Marietto Veneziano, Soprattutto. scusami, soprattutto, a parte la battuta, piaci molto e insomma mi hanno bombardato a dire ma domenica dovete aspettare domenica per niente. Domenica arriveremo con la domenica, adesso ci aspetta domani Saturno e il sabato per scoprire alcune cose interessanti anche, perché è importante anche questo, no? Un po' un giorno alla volta l'apprendimento si sedimenta meglio. Allora, abbiamo anche un nuovo saluto. Ciao Veronica. Aspetta, c'è Angela E Gioia Angela. Galli, Sì. sì, e poi anche Veronica, sì, certo, la nostra Veronica che ci segue sempre, e anche la nostra Angela Gioia che ci segue sempre. Sì, 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 sì. Siamo sempre felici che qualcuno si faccia avanti e ci Sì, quando saluti ci perché salutate siamo contenti, ci fa piacere, sempre. esatto, esatto. Poi Bene, volevo dire solo l'ultima cosa, appunto, che questa sera alle 21:30 sul canale YouTube di Ildegarda avremo niente po' di meno che la live con le gratuita spille, sì, con sì, le sì. sibille, domande e risposte senza pietà, no? Nel senso che Esatto, potete arrivare tranquillamente sul mio canale, anzi tranquillamente non tanto, cercate di arrivare presto perché io vado in ordine di arrivo e dunque le risposte sono date in ordine cronologico dalla prima domanda che ricevo in avanti e comunque la finestra di tempo è mezz'ora, tre quarti d'ora, dunque anche io faccio quello che posso nel cercare di rispondere e non mi piace dare risposte lapidarie, mi piace approfondire, purtroppo ho questo carattere, sono fatta così, accettatemi per come sono, vi darò sì, sempre da maestrina, ormai ti abbiamo articolato. conosciuto. Esatto, esatto, esatto. Ma a noi ci piace È questo di te, giusto. che sei una persona analitica, pragmatica, sai le cose, le vedi bene con lucidità, fai proprio una radiografia chiara e poi chiaramente le persone, se vogliono approfondire, hanno il numero di telefono per un consulto a E poi pagamento di volentieri, 20 euro, 45 minuti pagabili su PayPal o PostPay o via banca e via dicendo. E ricordiamoci che tu fai la fattura, nel sì, senso che tu vabbè, esatto. sì. La fattura, cioè è un po' ambiguo per il nostro lavoro dire che faccio la fattura, Sì, però voglio dire, sei però trasparente, io fai, sono trasparente perché ho partita esatto. IVA, dunque è proprio un'attività dichiarata questa, dunque. È molto importante anche questo, che sapete che non state parlando col vuoto, nel senso che è una cosa bianco su nero o nero Professionale, su bianco. certo. Sì. Bene Hilde, abbiamo passato 23 minuti in tua compagnia, è stato bellissimo. Io vi Uh, ringrazio tutti, sono grazie sempre per... felice che sei qui nel mio diario, fa sempre piacere. Domani che è sabato avremo un bel saluto. A che ora ad esempio però per domani? Dimmi un po'. Beh, domani aspetta che guardo un attimino l'agenda. Io so che la tua gente è sempre bella fitta, però trova un buco per i nostri Ma amici. sempre in questa fascia oraria, direi, sempre verso le 10 e qualcosina. Sì, dai, via, verso le 10. Allora, prima ci sarà una piccola live del vostro Marietto, che parlerò ancora un po' dei lim, del basso astrale, di quelle cosine leggere, e poi invece qualcosa di Esatto. corposo al sabato con la nostra Hildegard. Beh, Hilde, io a questo punto qui mi si sta scaricando il cellulare. Sì, salutiamo, ringrazio tutti per essere stati con noi e auguro a tutti una buonissima giornata. Sì, esatto. Ciao A amici e alla presto, prossima. ciao. Adesso praticamente il vostro Marietto vi saluta così. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao.